Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. La guerra dell'acqua tra Enna e Caltanissetta prosegue. I cittadini esasperati continuano ad occupare la diga Ancipa e Siciliacque sporge denuncia. Alla tensione sociale si aggiunge lo scontro politico. Palermo, scoperti 2 depositi di armi e munizioni, sequestrate pistole che alcune baby gang avrebbero utilizzato nei luoghi della movida. Caro voli, dicembre con costi alle stelle per i collegamenti con la Sicilia. Gli aumenti potrebbero ripercuotersi pesantemente sul turismo del periodo natalizio. La festa di Sant'Agata nel segno di speranza e libertà. Diverse le novità nelle celebrazioni del 2025 presentate oggi a Catania. Nasce a Catania la casa che accoglie i padri separati in difficoltà. Padre Sirica dice: qui potranno ospitare i loro figli. Nona partecipazione a Sanremo per Marcella Bella, l'artista catanese tra i 30 big dell'edizione 2025 del festival. Calcio, il Palermo rialza la testa e batte lo Spezia al Barbera, finisce 2-0 e per i rosanero l'obiettivo da rincorrere adesso è la continuità. Serie C, cammino deludente per il Catania tra occasioni sprecate e infortuni. Domenica rossazzurri cercheranno riscatto in casa del Taranto, ultimo in classifica. Il Messina vince 2-1, lo scontro salvezza contro la Turris. Ancora ben trovati, apriamo con quella che ormai è stata definita la guerra dell'acqua tra Enna e Caltanissetta che si contendono le risorse idriche dell'Ancipa. Alla tensione sociale si aggiunge anche lo scontro politico, ma sentiamo i particolari nel servizio di Rita Cinardi. Tensione alle stelle nel centro Sicilia dove ormai è guerra per l'acqua dopo l'occupazione della diga Ancipa da parte di 1000 cittadini di 5 comuni dell'ennese Ancipa dipendenti, capitanati dai rispettivi sindaci. Siciliacque ha annunciato di aver sporto denuncia contro i responsabili. Secondo la società, infatti, diversi rappresentanti delle istituzioni avrebbero forzato lo sbarramento delle forze dell'ordine arrecando danni agli impianti. Siciliacque ha denunciato la manomissione da parte dei manifestanti del quadro elettrico e la chiusura della valvola che alimenta l'esercizio dell'acquedotto con l'obiettivo di interrompere il flusso idrico verso i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, una denuncia che poteva essere evitata secondo l'avvocato Giampiero Cortese, legale del comitato Cittadini Senza Acqua di Enna. Si tratta di azioni che vengono svolte da cittadini onestamente esasperati. Probabilmente esistono varie forme di protesta, noi ne faremo una ad Enna venerdì perché anche a noi questo che succede non ci sta bene. Però magari esasperare gli animi non aiuta a trovare delle soluzioni. Ma l'azione dei 1000 cittadini, ormai esasperati da turni insostenibili e terrorizzati dalla prospettiva di rimanere senza acqua, viene condannata da più parti. Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha parlato di guerra tra poveri alimentata da speculatori e da una politica miope e populista. Sale dunque il livello dello scontro politico. Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana, ha accusato il deputato regionale del Partito Democratico e componente della giunta di Troina, Fabio Venezia, di usare toni inaccettabili e aver compiuto atti irresponsabili. A sua volta Venezia in questi giorni aveva chiesto invece la rimozione di Salvo Cocina dalla sua carica di coordinatore della cabina di regia regionale per la crisi idrica. Adesso andiamo a Palermo dove sono stati scoperti 2 depositi di armi e munizioni. In un laboratorio sequestrate anche delle pistole che alcune baby gang avrebbero utilizzato nei luoghi della movida. Tonino De Mana. Era un esperto di armi e al tempo stesso un punto di riferimento per criminali e baby gang, tanto che ogni suo movimento veniva seguito dalle forze dell'ordine. La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato un 41enne che reperiva, assemblava o modificava qualunque tipo d'arma da fuoco. Le perquisizioni sono avvenute in un garage nel quartiere Villa Santa Rosalia e in una villa circondata da un grande terreno a Ciaculli, alla periferia di Palermo. Dopo aver pedinato l'uomo, le fiamme gialle sono entrate in azione sequestrando silenziatori, caricatori,
1.400 proiettili e 14 pistole, alcune abilmente nascoste in un sottotetto in legno. Scoperto un vero e proprio laboratorio con banchi da lavoro, macchinari e ogni tipo di strumento necessario per modificare o assemblare armi e addirittura per incapsulare proiettili. Sul bancone c'erano ancora una pistola semiautomatica in corso di lavorazione e alcune canne di fucile. Secondo alcune testimonianze, il laboratorio era frequentato da giovani che avrebbero avuto a disposizione armi poi utilizzate nel corso di risse nei luoghi della movida e sfociate anche nel sangue. A Niscemi è arrestato un 19enne che ha coltellato un coetaneo al culmine di una lite per futili motivi. La vittima si è presentata al pronto soccorso di Gela con ferite d'arma da taglio. Le indagini e le testimonianze raccolte dai carabinieri hanno consentito di individuare l'aggressore. Al caro voli, ormai è un tema assolutamente collegato al periodo delle festività, dicembre, mese ovviamente delle feste natalizie, e il caro voli è certamente come dire, un elemento che può scoraggiare non solo i siciliani che devono rientrare, ma anche i turisti, e proprio di questo ci occupiamo in questo servizio di Marco Gullà. Puntuale come ogni anno. Il mese di dicembre in Sicilia è anche sinonimo di caro voli. Sì, perché nonostante gli interventi del governo regionale, molti siciliani che vorranno tornare nell'isola in occasione delle festività natalizie dovranno pagare un conto salato, ovvero il biglietto aereo. Tutto ciò rappresenta anche un danno per il turismo. Molti possibili visitatori potrebbero cambiare itinerario per avere un prezzo più vantaggioso e preferire quindi altre mete. Una volta costavano la metà, si può dire. Oggi una famiglia non se lo può permettere, perché una volta che costano il doppio, 4 persone, 3 persone, è impossibile che prendano un volo e rinunciano. E per noi è un danno enorme, perché arriva un quarto delle persone degli altri anni. Questa è una delle tariffe più vantaggiose se da Milano si vorrà raggiungere Palermo prima di Natale e andare via dopo Capodanno. Un po' tanto sì. Molta gente dovrebbero abbassare secondo me i prezzi. Molta gente addirittura rinuncia a ritornare per le feste. Sì. Già dal 15-20 di dicembre le tariffe sì, anche se il biglietto si dovesse fare 2-3 mesi prima, quel periodo è cosiddetto blindato, si deve, tranne che non si prendono voli molto scomodi, se del mattino 10 di sera, ma comunque sono sempre tariffe alte. Il governo regionale ha messo in campo alcune strategie, sconti per i residenti siciliani e anche un treno low cost in partenza dal nord verso il sud in concomitanza delle feste. Basteranno a fronteggiare quello che ormai è un problema atavico per tutti i siciliani? E adesso andiamo a Catania, parliamo della festa di Sant'Agata che sarà nel segno di speranza e libertà, il tema conduttore della festa della patrona di Catania edizione 2025 che è stata presentata quest'oggi. Tutti i dettagli nel servizio di Adelaide Barbagallo. Sant'Agata, segno di speranza e testimone di libertà. Questo è il tema della festa della patrona di Catania del prossimo febbraio. Speranza perché si può uscire da tutto ciò che degrada l'uomo. Libertà perché per uscire da tutto questo dobbiamo avere la forza e un motivo per liberarci. Attendere che qualcuno ci dia una mano, ma volerlo fortemente anche noi. Una festa che vuol coinvolgere sempre più i giovani, a cui farà da preludio il 29 dicembre l'apertura in cattedrale dell'anno giubilare, che vedrà l'arrivo a Catania da Venezia delle reliquie di Santa Lucia. In contemporanea sarà esposto anche il busto reliquiario di Sant'Agata. In circostanze diverse hanno saputo dire l'importanza della fede per la vita, una fede che non può fare compromessi con l'illegalità e con la mafia. Tante le novità della festa edizione 2025, il premio dell'Arcidiocesi che sarà consegnato a testimoni credibili di speranza e libertà, un convegno internazionale di carattere storico su Catania religiosa e civile, una mostra a Londra. Il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, celebrerà il pontificale del 5 febbraio. A salire sulla carrozza del Senato anche quest'anno non sarà il sindaco trantino, ma 3 ragazzi che avranno vinto il concorso Catania è Casa. È anche l'occasione per incoraggiare i nostri giovani a partecipare alla campagna, in questo caso di comunicazione Catania è Casa. Alcuni spettacoli si svolgeranno all'Anfiteatro Romano, il concerto della sera del 3 febbraio e poi ancora concorsi, pellegrinaggi, tutti eventi che mirano a coinvolgere i giovani.
Adesso andiamo a Messina, all'ospedale Papardo, dove è attesa una nuova ispezione dopo la chiusura delle sale operatorie e naturalmente parliamo del caso delle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia. Dovrà essere sentita nelle prossime ore anche la direttrice generale, ci fa il punto Francesco Triolo. Le infezioni correlate all'assistenza ogni anno in Italia sono 530.000 e riguardano l'8% dei pazienti ricoverati in ospedale. A scriverlo sulla propria pagina Facebook il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, parlando di quanto accaduto all'ospedale Papardo di Messina, dove sono 2 le sale operatorie sequestrate. Nessuna intenzione di parlare per adesso da parte dei vertici dell'azienda, anche perché nella struttura ospedaliera della zona nord di Messina è una giornata particolarmente intensa. In mattinata la seconda ispezione dei tecnici per ulteriori prelievi ed analisi nelle sale operatorie sequestrate e poi l'interrogatorio della direttrice generale con i magistrati della procura che stanno seguendo le indagini. L'unica frase lontano dai microfoni della manager Catena Di Blasi, dopo un saluto ad un convegno, è stata: non siamo in silenzio, stiamo lavorando e parleremo a tempo debito, perché l'azienda sta operando per riaprire, e potrebbe avvenire anche in tempi più rapidi del previsto, le 2 sale operatorie sequestrate, dimostrando per esempio che non ci sono più rischi di infezioni da alcun tipo di batterio, ma la giornata di oggi è quella che può rappresentare uno spartiacque. Per la prima volta in Sicilia l'ISMET e l'Istituto di Palermo specializzato nell'alta chirurgia sono stati eseguiti 7 trapianti in un solo giorno. In una maratona durata 24 ore sono stati realizzati 4 trapianti di rene, 2 di fegato, 1 di polmoni. Questo traguardo storico per la sanità siciliana ha mobilitato oltre 40 professionisti dell'ISMET, fra medici, infermieri e personale sanitario. Il governo recupera altri 3 miliardi per il ponte sullo Stretto, protestano le opposizioni. Sono fondi sottratti alle altre infrastrutture. Luca Ciliberti. Grazie a una delibera d'urgenza del CIPES, il governo Meloni ha stanziato 3 miliardi in più per il ponte sullo Stretto di Messina. Risorse recuperate attingendo in gran parte ai fondi di sviluppo e coesione sottratte, secondo le opposizioni, a investimenti ben più prioritari. Il costo totale dell'opera adesso sale a 14,6 miliardi di euro. L'accelerazione voluta dal ministro Matteo Salvini ha l'obiettivo di ottenere il via libera per avviare la progettazione esecutiva della maxi opera entro l'anno. Per raggiungere questo traguardo, il sottosegretario Mantovano ha convocato d'urgenza il CIPES, saltando la consueta riunione preparatoria dei tecnici. Le nuove risorse servono a sostenere un emendamento alla legge di bilancio che riscrive le coperture finanziarie del ponte, aumentando il prelievo dai fondi dello sviluppo e coesione. Già 1,6 miliardi sono stati prelevati a maggio e adesso con un emendamento alla legge di bilancio se ne vogliono prendere addirittura 6,1 miliardi di euro che sono destinati alla Sicilia per costruire scuole, ospedali, per ammodernare la rete idrica. Il prossimo passo è l'approvazione dell'emendamento firmato da Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, che autorizza una spesa di poco più di 6 miliardi di euro per l'approvazione definitiva del progetto entro il 2024. Italia Viva ha votato a favore della realizzazione del ponte, ma certamente non siamo favorevoli a questo continuo saccheggio di risorse della Sicilia. Un'opera che da sempre divide politica e opinione pubblica, ma stavolta il centrodestra sembra davvero intenzionato a spingere sull'acceleratore per l'apertura del cantiere. Nuovo sopralluogo nel carcere delle torture a Trapani, a varcare i cancelli del Cerulli sono stati questa volta i sindacati della polizia penitenziaria. Una visita ispettiva organizzata per accendere i riflettori sulle difficoltà logistiche, organiche e di gestione che affrontano gli agenti. I sindacati denunciano limitazioni imposte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alla possibilità di divulgare fotografie degli ambienti di lavoro, descrivendo tali restrizioni come un comportamento antisindacale che nasconde una volontà di nascondere la realtà. Pronto un dossier che sarà inviato agli organi competenti. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo tra poco per mostrarvi la prima casa per padri separati in difficoltà a Catania.
Seconda parte di Sicilia 24, a Catania nasce la casa che accoglie i padri separati in difficoltà. Si tratta della prima casa vincenziana in Italia, il servizio di Giusy Lazzara. I padri separati non hanno uno spazio dove poter incontrare i propri figli, se no la Villa Bellini, il McDonald's o altri luoghi stando insieme ad altre persone. In queste stanze ancora vuote ma piene di luce, i papà separati in difficoltà potranno accogliere i loro figli. A Catania nasce la prima casa vincenziana in Italia, voluta da Papa Francesco fra le 13 realtà presenti in tutto il mondo. Nell'ex monastero Pio IX, in pieno centro, al primo piano all'interno della corte, 5 le stanze, una cucina, una lavanderia e una sala da pranzo. Non mancheranno gli spazi all'aperto per far giocare i bambini. La difficoltà, la fatica di poter dialogare con i propri figli, di avere uno spazio per stare con loro, perché alcuni vivono nelle macchine, alcuni ci hanno detto che vivono in cortili di aziende, di fabbriche, così per avere uno spazio più sicuro almeno la sera. Con Abba Padre si realizza un altro tassello nel mosaico del progetto più ampio della Agorà della carità. Non ci sarà solo accoglienza, ma anche una possibilità lavorativa, perché dovrebbe nascere una casa per ferie per turisti, quindi dare lavoro a 8-10 persone, così come la caffetteria. La Casa Lumière per ragazze vittime di violenza, la locanda del Samaritano per i migranti italiani in difficoltà e il gruppo appartamento. Queste le realtà concrete che vanno sostenute. Adesso alla musica, al Festival di Sanremo ieri sono stati svelati 30 nomi dei big in gara per l'edizione 2025 del festival. Tra loro c'è Marcella Bella, sentiamo Eva Spampinato. Marcella Bella. Sarà Marcella Bella a rappresentare la Sicilia al prossimo Festival di Sanremo 2025. Dei 30 big in gara annunciati da Carlo Conti in diretta TV, l'unico nome siciliano è quello della cantante catanese, in quota evergreen, rappresentante della grande tradizione musicale italiana. Per Marcella Bella questa sarà la 9ª partecipazione al Festival della canzone italiana, dove debuttò nel 1972 con il brano Montagne Verdi. Ricordo montagne verdi e le corse di una bambina. Nel 1986 salì sul podio del festival con Senza un briciolo di testa, brano che la fece piazzare terza dietro 2 giganti come Eros Ramazzotti e Renzo Arbore. L'ultima partecipazione risale al 2007. Dopo 6 anni di fermo discografico, Marcella Bella è tornata da poco con Etnea, un album 10 inediti divisi in 2 segmenti, Vulcanica e Lavica. Il ritorno di una signora della musica italiana ha avuto come spinta esplosiva quella dell'Etna, vulcano che la rappresenta e chissà che non le farà fare scintille laviche anche sul palco dell'Ariston. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa, poi rientreremo con il calcio, cominceremo con il Palermo che ha vinto ieri contro lo Spezia. Tra poco. Siamo al calcio, vittoria scacciacrisi per il Palermo che ieri al Barbera ha piegato 2-0 lo Spezia. Rosanero adesso vanno alla ricerca della continuità. Marco Gullà. Fine dell'incantesimo, il Palermo torna alla vittoria contro una squadra che non aveva mai perso, che aveva la migliore difesa del campionato e che era arrivata al Barbera con 12 punti in più. 2-0 allo Spezia e 3 punti vitali per la compagine rosanero, in vantaggio con Banica nel primo tempo, poi nella ripresa su colpo di testa di Ceccaroni l'autogol dei liguri. Una prestazione decisamente positiva quella offerta dagli uomini di Dionisi, sempre sul pezzo e ordinati come non mai. Una bella partita tra 2 squadre che sono state intense, hanno messo le loro qualità. Noi abbiamo nel primo tempo pareggiato le loro qualità a livello di intensità, di aggressività, di seconda palla e al tempo stesso siamo stati qualitativi e infatti ci siamo ritrovati da subito ad attaccare, da subito a creare occasioni. Siamo stati bravi a passare in vantaggio perché avevamo sprecato un po' di situazioni o comunque eravamo stati un po' imprecisi, un po' poco fortunati. E in effetti il Palermo ha creato tanto, soprattutto nel primo tempo, con il portiere dello Spezia Gori miracoloso in un paio di circostanze, prima su Ceccaroni, poi su Henry, poi la capocciata di Banica a legittimare il dominio dei siciliani. Partita importantissima, anzi molto importante.
estremamente importante, perché vincere oggi dopo la prestazione che avevamo fatto con la Sampdoria la settimana scorsa, vincere in un modo così convincente senza subire gol, con questa grinta, rende il tutto più entusiasmante. Per cui dobbiamo continuare così, sono anche contento per il mio gol personale. Al Palermo adesso manca la continuità, sabato tappa importante, Rosanero alle 15 a Carrara contro la Carrarese. Cammino fino ad ora deludente per il Catania, con i rossazzurri frenati dagli infortuni e capaci di sprecare molte occasioni. Domenica intanto c'è un'altra chance in casa del Taranto, che è ultimo in classifica. Marco Carli. Il Catania delle occasioni sprecate si guarda indietro, ai punti persi con Latina, Messina e da ultimo con la Cavese, ad alcuni tempi regalati come a Foggia e soprattutto a Crotone, ma deve necessariamente guardare al futuro, come lo dice Toscano. Li ho visti incazzati perché volevano regalare questa vittoria al nostro pubblico e a loro stessi, perché sapevano che venivano da 2 partite dove avevano fatto 2 grandi prestazioni. Nel secondo tempo con la Cavese, fra il calo per mezz'ora e il forcing finale con varie chance sbagliate, restano anche gli ingressi di Sturaro e di Guglielmotti, le disponibilità di De Rose e Ierardi, con lunetta da verificare per la prossima. Non ci sarà Anastasio a Taranto squalificato, ma almeno il tecnico potrà contare su qualche alternativa in più che si allenerà per l'intera settimana. Sole 7 reti segnate in casa, il senso di qualcosa di incompiuto che va avanti dall'estate scorsa. In trasferta la vittoria manca invece da quasi 2 mesi. A Taranto, contro l'ultima in classifica battuta dalla Juventus Next Gen nell'ultimo turno, un'altra occasione, l'ennesima, da provare a non sprecare, in attesa di chiudere l'anno solare e capire cosa sarà necessario fare e cosa si potrà fare a gennaio. Successo 2-1 per il Messina Torre del Greco nello scontro salvezza con la Turris. I giallorossi non vincevano una gara in trasferta da ben 9 mesi. Sergio Colosi. Il Messina si regala dopo 9 mesi una vittoria in trasferta nello scontro salvezza di Torre del Greco, nel giorno del suo compleanno, con 124 anni di storia giallorossa. Contro la Turris solito approccio sbagliato prima dell'inattesa reazione. Campani in vantaggio al 6° minuto al primo vero tentativo e Cuban impegna Krapicas prima del tap-in vincente di Casarini. Il Messina, schierato con il 3-5-2 e Petrucci dall'inizio, pesca l'episodio chiave al minuto 22. Sul tiro cross di Petrungaro, Coscetta devia nella sua porta il gol del pareggio. Un aiuto non da poco per una squadra che ne ha segnati appena 4 nelle ultime 10 giornate. Sorpasso firmato da Anatriello al 26esimo con una punizione di sinistro a giro finita sotto l'incrocio dei pali con Marcone immobile. Sesta rete per il giovane bomber di proprietà del Bologna. Nella ripresa l'ingresso di Garofalo potrebbe lasciare il segno. Il centrocampista, dopo aver fallito insieme ad Anatriello 3 buone occasioni, tocca il pallone con la mano sulla punizione di Nocerino. Il rigore è una contesa a 3. La spunta è il capitano Esempio, ma Krapicas salva il risultato a 10 minuti dalla fine. Coscetta completa la sua partita disastrosa con il secondo giallo e lascia la Turris in 10, quanto basta per evitare altri guai a Krapicas, migliore in campo con Anatriello e Petrungaro. Adesso vi ricordo i consueti appuntamenti con la nostra programmazione sportiva. Oggi appunto è il lunedì, tra poco dopo il telegiornale Angelo Gagliano condurrà Anteprima Corner, dedicata ad approfondimenti sulle siciliane impegnate nei diversi campionati di Serie B e di Serie C, e poi questa sera sempre Angelo Gagliano al timone di Corner, puntata come sempre dedicata interamente ai rossazzurri. Noi ci fermiamo qui. Sicilia 24 tornerà alle ore 19. A tutti buon pomeriggio.